Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la seconda giornata del campionato di Serie C2 Girone A che vedrà scendere in campo Palermo Futsal Club, squadra di casa, e il Giudecca. Vediamo subito la squadra di Mister Gentile in campo con due new entry rispetto alla passata sfida contro il Jason vinta con il stato di 3-5. Stiamo parlando di Oscar Miloro con la maglia numero 23, ma soprattutto di Danilo Alario che già faceva parte del roster vittorioso nella passata stagione del campionato di Serie D e Coppa Provinciale. Dunque un giocatore molto molto giovane, ma che chiaramente sa farsi valere anche con i più grandi, classe 2005. Nel frattempo vediamo in campo anche Peppe Velardi, lui che era uno dei grandissimi portieri che ha a disposizione fino allo scorso anno. Ricordiamo poi un bruttissimo infortunio, purtroppo l'ha tenuto lontano anche semplicemente dal campo, perché nemmeno una partita lo scorso anno, dopo invece 2 stagioni da titolare assoluto, in realtà si andava ad alternare con colui che al momento è tra i pali, ovvero Peppe Calì, però era sempre una staffetta tra i due, e Mister Gentile diciamo che dal punto di vista della porta non ha mai avuto problemi, perché era consapevole di avere due certezze lì dietro la propria difesa. Questa certezza però purtroppo è venuta a mancare dal campo, perché Peppe Velardi è attualmente ancora infortunato e noi ci auguriamo che possa tornare prestissimo a vestire i colori rosanero, perché sarebbe un grande ritorno. Nel frattempo parliamo di grande ritorno e non possiamo che citare colui che ha appena calciato in porto, ovvero Antonio Pisani, lui che è tornato difatti alla corte del presidente Pazzaia proprio nelle ultimissime ore, negli ultimissimi giorni in realtà del calciomercato, in arrivo dall'Isola, calcio a 5, poi un'esperienza in mezzo anche all'Aveco, più di 30 gol lo scorso anno in C2, insomma un bottino niente male. Nel frattempo il direttore del signor Alfonso Valerio Guadagnano sta effettuando il riconoscimento con i ragazzi ospiti, mentre invece Mister Gentile sta continuando col suo riscaldamento, perché al momento stanno provando i tiri. Noi vi stiamo mostrando oggi anche queste immagini, infatti siamo leggermente in anticipo. Dicevamo il Giudecca al momento si trova al 13° posto, ma la stagione è iniziata veramente da pochissimo, soltanto una giornata, una partita, una sconfitta, dunque contro gli Emiri, risultato di 2-7 che non ha sicuramente sorriso alla squadra che oggi arriva qui al Toccia, al campo del Palermo Futsal Club, per poter giocarsi le sue carte. Vi mostriamo anche l'altra parte del campo, che al momento è chiaramente sguarnita. Attende infatti l'arrivo del Giudecca, che al momento è ancora negli spogliatoi, quindi sta probabilmente cercando di trovare le ultime impostazioni dal punto di vista tattico, che effettivamente possano anche permettergli di oggi dire la propria in questo importante match. Vedremo se effettivamente riusciranno un po' ad opporsi a quello che è la potenza invece offensiva del Palermo Futsal Club, che oggi arriva in questo match dopo una gran bella vittoria contro il Jason, con l'importantissimo risultato di 3-5 in trasferta. Non è nel frattempo la voce sentite di Filippo Alario, direttore commerciale ma anche team manager quest'anno dei Rosanero, lui è prontissimo come sempre a caricare i suoi ragazzi, non manca mai il suo aiuto, è fondamentale per questa squadra, come quello chiaramente di tutta la dirigenza. Un commento sicuramente sulle DS2, lo chiamiamo così, ma chiaramente anche lui è chiamato DS come Fabio d'Alessandria, lo vediamo qui infatti con il pallone in mano dare
la sfera a Velardi. Nel tempo l'editore è già pronto con il pallone tra le braccia, si tratta del signore Guadagnano, dicevamo. Ma intanto vi mostriamo il nostro scoreboard con il risultato di 0-0, poi chiaramente ricordiamo che il cronometro inizierà a partire quando il pallone rotolerà in campo. Adesso entrano le due squadre con i due capitani, uno lo conosciamo molto molto bene, Vito La Fiora, un gol all'esordio contro il Jason, forse il gol più importante, non me ne vogliono gli altri, quello del pareggio del 3-3 che poi ha cambiato un po' le sorti del match. D'altra parte invece abbiamo Roberto Angileri, maglia numero 23, diceva lui, poi in maglia 12 Alessio Piacentino, che non è l'unico portiere in lista, infatti oggi anche Rosario Mannina. Nel frattempo gli applausi da parte delle due formazioni per il pubblico presente. Si attende poi il fischio da parte del direttore di gara che possa realmente fare cominciare questa partita. Angileri e Vito La Fiora stanno infatti discutendo per chi inizierà il possesso, chi sarà il primo quindi a cominciare, con Faia che sta dicendo alla Fiora forse è il campo, e infatti decide Faia, dunque non è capitano, però ha avuto un potere decisionale abbastanza rilevante in questo caso. Poi la carica da parte anche degli ospiti, che oggi avevano un match con tanta carica, non vogliono lasciare nulla al caso, sanno che questa è una trasferta molto difficile, però bisogna giocarsela al meglio contro i rosanero, che oggi fanno il proprio esordio alle Toccia, dicevamo, quindi il Giudecca ha perso al momento la sua sfida unica giocata contro i Miri, il risultato di 2-7 con i giovani Guglielmini e Pecoraro sugli scudi, ma chiaramente tutto il gruppo squadra in realtà ha giocato molto bene. Vediamo quali saranno le scelte da parte di Mister Gentile. Subito il primo dubbio, il primo duello sarà quello che vedrà scendere in campo soltanto uno tra i pali, tra Calì e Faia. Abbiamo sentito forse il mister dire Faia, vediamo se effettivamente è corretto. Infatti va Faia tra i pali. Nel frattempo però c'è un minuto di silenzio e vediamo in campo anche Pisani, La Fiura, Chinnici e Catania. Dunque questo è il quintetto scelto, abbastanza offensivo, con Catania e Pisani laterali, La Fiura come pivot, Chinnici come centrale, tra i pali diciamo Faia. Adesso vediamo anche certezza del quintetto ospite, ma tanto ci aggiungiamo al minuto di silenzio. Terminato anche le note di silenzio. Adesso le squadre sono pronte a scendere in campo. Vediamo infatti le scelte anche del Giudecca con la maglia numero 5. Vediamo lì davanti Antonino Incalcaterra, poi Stellato come laterale destro, centrale. Adesso vediamo, conferma, dovrebbe trattarsi di Mangiapanelli. Invece qui sotto la nostra postazione vediamo Gammicchia con Piacentino tra i pali. Queste dunque le scelte da parte del tecnico, che dunque sceglie questi 5 per iniziare il match, che inizio adesso con il primo possesso palla, quindi per la squadra ospite, che si fa vedere in avanti subito con Gammicchia che la controlla e poi scarica immediatamente dietro da Incalcaterra. Gammicchia, subito pressione non alta da parte dei rosanero, ci aspettavamo forse una pressione un po' più
attrazione anteriore, quella della formazione di Mister Gentile, ma probabilmente l'avrà impostata in maniera un po' diversa. Sicuramente la formazione è tanto offensiva perché sia Catania che Pisani sono due laterali con spiccate doti offensive. Di rimessa per il Giudecca con Stellato che va subito a battere vicino a lui, vediamo in calcaterra ma Gammicchia si allontana, vediamo se poi riceverà il pallone, forse lo fa adesso con Stellato che si appoggia da Piacentino, va subito lungo con Todi in calcaterra, Pisani lotta, poi ancora una volta sempre molto utile in fase difensiva Antonio Pisani, poi Lorenzo Chinici invece chiama la squadra e predica anche tanta calma. Chinici, sterzata, ritmi piuttosto blandi in questi primi 60 secondi, ma c'è ancora tanto tempo. Pisani aggancia, cerca la porta, subito viene murato però da un ottimo intervento di Incalcaterra che si è messo lì davanti con il fisico, non ha fatto partire il tiro. Chinici dopo lo scambio con Catania, Chinici apparecchia, Catania buono l'aggancio, poi Pisani si torna ancora dalle parti di Vito Lafiure, lui c'entra in questo momento, poi Chinici deve essere molto alta e rischia tanto, infatti perde anche il pallone Chinici, un errore non da lui. Stellato, è stata buona la pressione, poi Pisani non commette fallo, forse qualche dubbio in realtà, Mangiapanelli cerca il duetto con il compagno, palla che però non passa e dopo rimessa laterale. Chinici, Chinici, Pisani, buono l'aggancio dopo il passaggio di Chinici, poi si dimentica il pallone ma lo ritrova subito dopo. Catania, buono il taglio alle spalle, la Fiura mette il pallone giù, poi cerca una sponda, non funziona, caccia col mancino, la parata di Piacentino ma si fa vedere, la formazione rosanero lo fa con il solito la Fiura, poi sbaglia il pallone Stellato, Catania per Pisani, lo invita forse ad una conclusione. Poi Pisani non aggancia il pallone. Si ricomincia dunque da dietro con tutta la calma da parte di Mangiapanelli e dunque non in calcaterra come diciamo in precedenza, è in panchina, anzi no, è in zona pivot, quindi un attimo sbagliato i due numeri, ma Calcaterra sta giocando lì davanti, Mangiapanelli invece gioca come centrale difensivo. Queste le scelte, poi Stellato, Mangiapanelli, poi con l'esterno si appoggia dalle parti di Gammicchia, buon lavoro qui Stellato, chiama i compagni vicino ma Gammicchia fa tutta la sola, fa una buona finta su Pisani che commette fallo, brutto intervento davanti di Pisani, dopo 4 minuti si chiama anche un cartellino giallo, non viene però sancito da parte del direttore di gara e dunque calcio di punizione, chiede scusa Pisani. Dunque calcio di punizione, ha iniziato bene però il Giudecca, dobbiamo dire, nonostante forse una brutta prestazione contro gli Emiri, in realtà oggi in campo è scesa con tanta consapevolezza di poter fare bene e lo sanno effettivamente. Una trasferta lunga, importante come quella sul campo dei rosanero, però il risultato al momento è di 0-0, sono passati soltanto 5 minuti, ricordiamo come siano a disposizione due tempi. Poi conclusione da fuori con Faglia che si distende, buon il tiro da parte di Stellato, dicevamo dunque come siamo a disposizione due tempi da 30 minuti per poter vincere questo match o chiaramente pareggiare. Vediamo quale sarà poi il risultato finale. Nel frattempo calcio d'angolo, va incontro Mangiapanelli, uno schema, Stellato prova a concludere, Pisani la respinge, poi Piacentino, il tentativo di servire Gammicchia, gancio provato ma anche era effettivamente molto complicato, difatti palla fuori. Chinici dopo aver ricevuto da Catania, non vuole provare il contrasto in questo caso in calcaterra, poi Catania, Mancino sbaglia tutto, poi palla di ritorno, Gammicchia sceglie il destro, ma Fiora molto bravo per portarlo sull'esterno, un grande intervento, poi rimessa battuta molto male dalla Fiora, non è cambio però
rischiato tanto in questo caso. Chinnici. C'è vicino Catania, non lo vuole servire. Va dalle parti di Pisani, palla al centro, Chinnici, se fa l'1-2, lo chiude per Pisani! E il palo a negargli il gol, ma che palla di Lorenzo Chinnici. Palla geniale di Lorenzo Chinnici, lui che è il maestro degli assist di questa formazione, ma nel passato incontro non ne ha realizzato nemmeno uno, ed è un po' una notizia perché è sicuramente lo specialista. Poi calcia ancora molto bene il Giudecca, in questo caso con Antonino Incalcaterra. Faia mette la mano, si distende, un volo da parte del numero 33 che mette quindi in calcio d'angolo. Stellato per la conclusione da fuori, Catania la tocca impedendo la parata anche al proprio compagno. Poi palla lunga sulla Fiura che punta, la Fiura col mancino, viene un po' chiuso la difesa, buona la chiusura da parte del Giudecca, cambia tutto per Catania, non ne riesce nell'aggancio, ma è effettivamente molto complicato, partita molto bella dopo 7 minuti e anche tanto equilibrata. Gammicchia, c'è il taglio di Incalcaterra, non lo vuole fare girare Chinnici, infatti ottiene anche una buona rimessa laterale servendo Catania. Cercava uno spazio, trova soltanto Pisani, poi c'è il taglio di Catania, non viene servito, Chinnici scende ad aiutare anche la Fiura. Nel frattempo nessun uomo si sta riscaldando per i rosanero. Chinnici vuole il suo sinistro, scambia con la Fiura, la tiene lì, poi si lamenta di una trattenuta che non c'è. Buon lavoro di Mangiapanelli qui che contiene benissimo la Fiura. Lo stesso numero 9 rosanero, capitano, aveva chiesto un intervento irregolare, però non è per il signor Guadagnano, che ha deciso di fare continuare dicendo tutto ok. Mangiapanelli, Gammicchia, pressione, la finta su Catania, lo salta nettamente Gammicchia, ancora una volta sterzata, buon lavoro di Suola contro Suola, sta giocando benissimo il 3. Mangiapanelli mette in difficoltà i suoi, infatti sbagliando il passaggio. Questo era un buon momento del Giudecca, sprecato malamente. Chinnici, la Fiura, se punta l'uomo, Suola lascia lì il pallone al compagno, sempre la Fiura che guarda la porta, prova a duettare con Catania, poi chiede un fallo la Fiura, anzi no, era fallo forse di la Fiura, poi Chinnici calcia, deviazione, si chiedeva un intervento irregolare da parte di la Fiura, che si è scontrato effettivamente con il suo diretto avversario, forse con Gammicchia se non abbiamo visto male. Sarà quindi calcio d'angolo con Francesco Catania sul punto di battuta. È uno schema per la conclusione di Chinnici, Piacentino, la Fiura e poi la blocca il portiere. Ottimo quel doppio intervento. Stellato, sempre il 22 mette un po' in difficoltà i suoi perché infatti sbaglia il passaggio con Mangiapanelli che non è arrivato poi sul pallone. Va la Fiura, passaggio per Pisani, Stellato molto bravo qui a lottare, poi l'ultimo tocco è del 22. Chinnici dopo il passaggio, poi chiama a sé Catania, imbucata per la Fiura, la tiene lì, cerca di lottare ma non riesce, poi lotta anche Pisani, ma è una gara molto maschia al momento. Chinnici sono arrivati adesso al 10° minuto di gioco. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, 0-0 risultato tra Palermo Futsal Club e Giudecca, gara ricordiamo valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Pisani, la Fiura, guarda la porta, serve poi Chinnici, le finte, può rientrare ma sbaglia. Buon lavoro da parte di Stellato che forse al momento è tra i migliori in campo. Gammicchia con Chinnici, commette fallo. Non è d'accordo Lorenzo Chinnici, che infatti poi si lascia andare ad un urlo. E calcio di punizione, quindi con... anzi no, non è calcio di punizione, è semplicemente rimessa laterale. Stellato. Palla imbucata per Incalcaterra, direttamente dalle parti di Faia, che poi va subito lungo, non vuole perdere tempo. Pisani, mette giù, Pisani, Suola, mette in mezzo. Non arriva la Fiura, poi Piacentino in due tempi. Riesce a fermare tutto, ma buono qui l'aggancio da parte di
Antonio Pisani, che aveva messo giù una palla non facilissima. Gammicchia, salta la Fiora, salta anche Catania, poi si allunga un po' troppo il pallone, non può nulla con Chinnici, però grande inizio di Gammicchia, che sta giocando benissimo su quella fascia. Poi viene chiamato un time out da Mister Gentile. Noi adesso andiamo in time out, dunque al momento di 0-0, partita molto molto bella che non ci sta facendo annoiare in questo momento. Gara entusiasmante, 0-0 risultato. Momento di pausa per le due formazioni, con il direttore di gara, il signore Guadagnano, che sta cercando di rispettare tutte le regole, che dice di stare seduti coloro che chiaramente sono in panchina e stare in campo solo e esclusivamente i quintetti. Da un lato il Rosanero, il Giudecca. Risultato quindi di 0-0, come potete benissimo vedere nel nostro scoreboard presente. Una grande occasione quella sicuramente avuta per il Rosanero, quella arrivata ai piedi di Vito La Fiora, con un mancino, anche il tiro da parte di Antonio Pisani. Nel frattempo cambi dentro Gennaro, dentro anche Nicchia, due che sono andati in gol nel passato match. Fuori La Fiora e Pisani. Dunque rimane in campo Catania, rimane in campo anche Chinnici, chiaramente anche Faia. Dall'altra parte invece c'è stato anche un cambio, perché fuori Mangiapanelli, forse un po' debito d'ossigeno. Il numero 6 dentro invece con la 13 Samuele Iovino. Nicchia, classe 2005, giovane dalle bellissime speranze. Gennaro vede lo spazio per poter inventare, poi si appoggia con l'esterno. Chinnici, c'è il taglio sempre del numero 22 che non viene servito, però Catania va incontro Nicchia. Nicchia, Gennaro di prima per Catania, di prima anche lui per Gennaro. Questa era una grandissima idea, bella palla di Ciccio Catania. Gennaro forse o non se l'aspettava o probabilmente ha sbagliato un aggancio. Sicuramente non è stato perfetto nel controllo della sfera, però risultato sempre di 0-0, ma grande azione Rosanero. Chinnici fa girare in calcaterra, Faia va giù con i tempi giusti, calcio d'angolo, ma qui ha rischiato tanto la formazione Rosanero perché non sembrava un tiro irresistibile. Poi Stellato va troppo avanti, Faia infatti col palo di incalcaterra ha rischiato ancora tanto la compagine di Mister Gentile, perché Faia era andato eccessivamente avanti. Stava per costare carissimo questo suo avanzamento nella posizione. Catania intanto, con Chinnici che chiama i passaggi verso Gennaro. Catania va incontro, poi Chinnici si inserisce, poi si ferma e infatti c'è il pallone. 1-2 con Gennaro che vuole girarsi, lo fa, poi scarica su Catania. Piacentino mette tutti d'accordo perché si prende il pallone. Stellato, dopo 14 minuti, anzi stiamo quasi arrivando al 15esimo, regna l'equilibrio, ma regna anche dei ritmi piuttosto bassi, perché non vediamo al momento ritmi troppo elevati. Poi va giù Gammicchia, tutto regolare, intervento di Chinnici che recupera l'ennesimo pallone. Catania, c'è Nicchia che si inserisce, lui cambia il gioco però sempre da Chinnici, buono il pallone, poi ritorna Gammicchia con il pallone che va direttamente in calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo con il solito Catania a battere. Vediamo come andrà effettivamente il 20. Quello Catania per Gennaro dentro, chiude molto bene in calcaterra. Adesso prova ad autolanciarsi con Nicchia che lo insegue, non lo riesce a fermare in calcaterra. Adesso lascia il pallone lì a Gammicchia, cambia tutto dalle parti di Iovino. Tenta il dribbling, non rischia, poi Stellato, sempre Iovino. Stellato prova a scambiare con Gammicchia, rientra, sta giocando veramente tanto bene Gammicchia che salta ancora Catania, poi le scivolata lo stesso 20.
voleva anche un calcio d'angolo, non è stato ravvisato, ma che partita di Gammicchia. Fuori Catania, dentro Lopez e dunque centrale Lorenzo Lopez. Poi Gennaro, senti la calcia! Gabriele Gennaro la difende perfettamente col mancino, non sbaglia, fredda il portiere, 1-0. Una grande palla imbucata, questa di Chinnici. Solitamente si dice che non bisogna mai imbucare centralmente da centrale a pivot. Chinnici però se ne è un po' infischiato di questa regola, molto famosa nel mondo del calcio a 5, una regola chiaramente non scritta ma ben conosciuta da tutti. Gennaro però non se l'è fatta dire 2 volte, l'ha stoppata, si è girato, mancino, 1-0. No, non ti alzare, Ragazzi, ci siamo solo quelli dietro di te. Aspetta, dico. Nicchia. Ok. Lopez. Sì, però com'è che non lo vedi che il centrale gli dà come dà? Gennaro. Sale un poco, lì, sale un poco. Sale un poco, lì. Lopez può puntare l'uomo, poi si accontenta del passaggio su Gennaro. Chinnici che mica ancora molto forte, poi il tocco di Gennaro, un mix tra un tiro e un tocco morbido e calcio d'angolo. Invece no, non è calcio d'angolo, sembrava abbastanza netto. Quello che fischia lui, se non fischia niente, Sarà rimessa dal fondo, sembrava in realtà ci fosse stato un tocco, non è così. Dai, dagli una mano. Stellato. muoviamoci. Sì, sì. Poi Iovino su Gammicchia, prova a scambiare con Calcaterra, palla di ritorno. Gennaro mette una pezza e Faia non rischia nulla, spazza più lontano che può. Risultato di 1-0, ricordiamo Faia al momento ha già ottenuto un clean sheet nel match contro il Jason, perché è vero che sono stati subiti 3 gol, però li ha presi tutti Calì, di conseguenza Faia ha mantenuto la porta inviolata, almeno dal punto di vista delle sue statistiche personali. Poi prova a lottare Iovino con il pallone in mezzo tra Gennaro e Nicchia. Stellato chiede la distanza a Nicchia, lascia lì per il pallone sul secondo palo. Lopez mette il piede, palla ancora una volta rimessa tra le posizione piuttosto simile, leggermente più avanzata rispetto a quella di prima, con lo stesso Stellato che cerca nuovamente il tocco su Iovino e poi Faia va lunghissimo per Gennaro Piacentino, sempre molto attento il 12 a giocare quasi da libero. Invece anche qui molto bravo Faia, perché quando ha l'occasione prova subito a fare dei partiti suoi con rapidità. L'ha fatto in precedenza con Pisani, lo fa adesso con Gennaro. Chinnici, doppio passo, vuole il taglio dei compagni, non arriva Chinnici, non si calcia, ha una buona possibilità da Lema, preferisce appoggiarsi da Gennaro. Chinnici, le finte di Chinnici, c'è il taglio di Nicchia che non arriva, ancora una volta lo serve adesso il giovane classe 2005 in gol contro il Jason. Il gol è un assist per lui, il quarto gol, e poi nel terzo ha fatto l'assist. Gennaro difende il pallone molto bene, si gira, poi c'è Lopez che gli dà una mano e ottiene la rimessa laterale, non calcio d'angolo, dovrebbe essere, vediamo. Invece non è calcio d'angolo, sembrava potesse essere in rimessa laterale questo pallone, però non è per il signor Guadagnano. Nicchia per Lopez, mette giù il pallone, poi Chinnici, sempre Lopez, duettano i due, esce sulla pressione Iovino. Nicchia, vediamo se crea una delle sue azioni, scambia con Gennaro, palla però non è, torna nuovamente tra i piedi del 17 e dunque si ritorna con il possesso palla del Giudecca, con Stellato che chiama Iovino. Dai, mi muovo. Continua. Frattempo dentro Margaiotti con la numero 11. Al posto di Gammicchia, frattempo va giù Gennaro, altrimenti il regalo di Incalcaterra. Calcio di punizione su un cartellino. Poi dentro anche capitano, ovvero Angileri, al posto delle 5, proprio Incalcaterra che aveva commesso il fallo. Dunque arrivati al minuto 21 di gioco. Il risultato è di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi.
decide al momento Gennaro. Chinnici per Gennaro, di ritorno sempre per Chinnici, tante occasioni provate da Rosanero, però ancora pochi tiri in porta in realtà. Si contano veramente sulle dita di una mano. Gennaro rischia tanto ma fa una buona giocata. Gennaro salta tutti, Gennaro ancora, Gennaro calcia! Piacentino blocca e riparte in contropiede con Angileri contro Chinnici, non si salta però poi un calcetto da dietro. Chinnici cambia tutto per Nicchia contro Stellato, lo vuole puntare, lo salta nettamente, prende anche un calcio di punizione. Buona qui la sua giocata, la personalità del giovane classe 2005 che poi con un piccolo batticinque tutto ok con Stellato, lo ha steso, non in maniera cattiva chiaramente, però in maniera assolutamente irregolare. Tempo Lopez vorrà guadagnare qualche distanza di furbizia. Andrà Gennaro andrà sul punto di battuta. Chinnici lo vediamo invece qui sotto la nostra postazione, molto vicino, chissà che non sia uno schema per poter permettere al Dici di calciare col mancino, oppure Gennaro potrebbe in realtà anche andare direttamente in porta. Gennaro per Chinnici che calcia, Piacentino, troppo centrale il tiro, viene respinto, ma buona ancora la parata, la prestazione. Poi Chinnici commette fallo, dice di no, però abbastanza dolorante. Margagliotti. Giriamo un po' di più, no, non buttiamo sta palla. Angileri guadagna il possesso, prova ad andare in mezzo a due, ci riesce. Poi Gennaro sempre molto attento, rischia tanto Margagliotti qui perché si è un attimo allargato con le braccia. Chinnici rientra sul sinistro, vuole il taglio di Lopez, poi cerca il tiro, nicchia direttamente con Margagliotti che mette una pezza. Lopez, ok, ora Marco, sì, vabbè. Chinnici, vediamo se scarica il pallone, lo fa adesso infatti sul compagno di ruolo, compagno di reparto Lopez. Al momento ci sono ancora Vivarelli, Miloro e Alario che potrebbero fare il loro ingresso. Vediamo se ci sarà spazio per loro. Iovino prende spazio in mezzo al campo, poi prova a duettare con Angileri che cerca di girarsi su Chinnici, non ci riesce, rimessa laterale. Palla centrale, la controlla, sponda per Margagliotti che adesso apparecchia completamente per la conclusione del compagno. Si tratta di Iovino, adesso sono ben due giocatori con questo cognome in campo. Si tratta di Alessio Iovino e Samuele Iovino, però adesso il nostro tecnico ci aiuta un po' anche nella telecronaca perché ne esce uno, entra invece Gammicchia, è stato decisamente il migliore in campo dei suoi. Gammicchia, dentro intanto anche Miloro al posto di Chinnici, con Miloro che sta giocando come laterale, lui che è un centrale di ruolo. Margagliotti, deviazione da parte di Nicchia, sarà rimessa laterale per il Giudecca che sta realizzando, ricordiamo, abbiamo detto anche in precedenza, una buonissima partita. Forse non è perfetta invece la prestazione dei ragazzi di Mister Gentile, un po' sottotono rispetto probabilmente al gran bel gioco espresso contro il Gesan. Bravo, muoviamoci, non stiamo fermi con la palla. Iovino, Gammicchia, poi Margagliotti cerca il tiro con la punta, molto complicato. Miloro, Lopez, tempo chiama Mister Gentile a Gennaro, probabilmente ci sarà un cambio, vediamo al posto di La Fiura o al posto magari di Alario. Miloro si appoggia da Gennaro, poi va incontro ma secondo me qualche istante, poi Lopez, ancora Gennaro, vuole girarsi con la suola, non è, si può levare questo pallone quando la difende Miloro. Nicchia per Lopez, l'anticipo ottimo da parte della difesa ospite. Miloro ancora una volta verso Nicchia, sempre molto elegante il numero 17. Lopez, Miloro ritorna nuovamente da Lopez, non vuole
inserirsi Miloro che preferisce rimanere dietro, lo fa adesso l'imbucata centrale per Gennaro. Possesso palla insistito da parte della ciurma di mister Gentile, nel frattempo è pronto la Fiura. Lopez per Gennaro, va giù, fallo di Margagliotti. Arriva forse anche il giallo per il numero 11. Perché te ci Poi si è rialzato Gennaro, tutto ok per lui fortunatamente. Arriva il giallo però per Margagliotti che stava dicendo al numero 22 rosanero, ovvero Gennaro, di una precedente gomitata. Nel frattempo rivediamo l'ingresso di La Fiura, così come quello di Catania. Vediamo chi è uscito però. Fischia lei signore che c'è munizione. Gioca Miloro laterale, quindi Miloro e Catania laterali con Lopez centrale, La Fiura invece da pivot. Queste le scelte adesso di mister Gentile con Catania che dice di giocare. Giochiamo, appunto, giochiamo. Dai, oh! Ale, dopo che batte ce l'hai, Sta aspettando Catania il fischio da parte del signor Guadagnano. Arriva adesso Lopez. Catania, sono di 1-0, non ne può fare felice però il tecnico rosanero. Un passivo troppo corto. Lopez lotta in questo caso con Angileri che dietro rischia un po'. Gammicchia per Margagliotti, cambia tutto con Jovino. C'è stata una pressione timida di Lopez, poi però l'ha lasciato andare. Adesso è Miloro il centrale con Lopez laterale. Gammicchia, sempre gioco di gambe molto utile. Miloro intercetta tutto e poi cerca di allontanare con il tocco con le braccia piuttosto evidente da parte di Gammicchia, ma chiaramente in protezione del volto. Dovrebbe essere il quinto fallo. Del quinto fallo, dunque dal prossimo intervento irregolare potremo vedere forse un tiro libero, chissà, vedremo. Miloro si appoggia da Catania, il taglio di La Fiura, lo va dall'altra parte per Lopez che la tira pure in campo. Buono qui lo scatto, Lopez cerca un traversone per La Fiura, non arriva, poi Jovino ne esce benissimo vittorioso, non salta Catania, c'è La Fiura a largo, si punta Catania, doppio passo, Angeli rischia tanto, non poteva sicuramente smaterializzarsi, però un po' di ostruzione comunque l'ha fatta. Margagliotti, Jovino, ancora Margagliotti, cambia tutto per Gammicchia, se punta come fatto diverse volte, cioè che invece centralmente il tocco su Angileri non funziona e dunque palla fuori, manca un minuto, però qualcosina crediamo che si recupererà, anche ci sono state alcune interruzioni e dunque crediamo che effettivamente possa esserci qualcosina ancora da giocare. Miloro, c'è largo Lopez. Catania, il taglio di Lopez, è buono quel pallone, prova a girarsi Lopez, se calcia, lo fa adesso Piacentino, poi La Fiura, il tocco provvidenziale di Margagliotti, ma buono qui il lavoro di Lopez. Catania cerca il tiro anche lui da fuori, Angileri respinge, il capitano. Minuto 30 di gioco adesso. Lopez per Catania, l'anticipato Jovino, poi Catania, cambia tutto per La Fiura, brutto l'aggancio. Nel frattempo va bene così perché il direttore di gara manda le due squadre all'intervallo dopo 15 secondi di gioco. Effettivamente mister Gentile ricorda al direttore di gara che bisognava dare un minuto per il time out, però non è stato dato da parte del direttore di gara e dunque noi vi salutiamo, ma vi ricordiamo sempre di rimanere qui sui canali di Sportisti perché solo ed esclusivamente qua vedrete il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Giudecca. A dopo!
Mister Gaspare Cacciola, sconfitta a Misilmeri, frutto praticamente di un gol lampo. Sì. Cosa è mancato per riuscire ad attrezzare una rimonta per i suoi? Ma è mancata secondo me poi la serenità, l'atteggiamento della squadra che ha subito gol al primo minuto e si è innervosita. Una squadra come la nostra non si può permettere il lusso di fare trascorrere i minuti e pensare a quello che si prepara durante la settimana, perché può capitare di prendere gol, è normale che in quel modo era evitabilissimo. Loro giustamente dopo il gol hanno preso coraggio, noi ci siamo innervositi. Il secondo tempo abbiamo provato a rimettere le cose a posto, fino alla fine ce la siamo giocata e non siamo riusciti quantomeno a pareggiarla. E questa è una partita che ci deve dare, visto che ancora siamo agli inizi, quella consapevolezza che bisogna lavorare tanto. Bisogna lavorare, è un campionato difficile, complicato, ma non avevo dubbi. E noi venivamo da una vittoria in casa, però oggi abbiamo capito quanto è difficile e quanto sarà dura questo tipo di campionato. Ecco, per chi la guarda in maniera forse un po' superficiale, vede una squadra che in 5 gare ufficiali ha trovato praticamente il gol in una sola gara, quella contro il Lascari. Cosa manca a questa squadra e su cosa c'è soprattutto da lavorare, visto che ormai è una settimana che ha questo gruppo in mano? Ma secondo me c'è da lavorare, perché è normale che è una squadra che ha grandissime individualità. Però devono dimostrare di essere un gruppo, di essere una squadra. Come è successo oggi, può succedere di prendere gol, ma sicuramente devi reagire con una verve diversa. C'è da lavorare sotto tutti i punti di vista. Ripartiamo comunque dal secondo tempo, perché ho visto la squadra che comunque ha reagito. Ripartiamo da lì e cercheremo di analizzare questa sconfitta in termini tecnici e poi chiaramente già da martedì prepareremo l'altra. Quindi la tifoseria può stare tranquilla? Ma siamo ancora agli inizi, io non sono uno che mi esalto nei momenti che quando si vince non mi abbatto sicuramente dopo una sconfitta. Siamo alla seconda giornata, la terza giornata di campionato, è normale che è ancora lunga, però è normale che dobbiamo capire che questo campionato sarà veramente complicato. È stata una bella partita, come hai detto tu, due squadre che si affrontavano alla pari. Penso che la gente che è venuta qui oggi a vedere la partita è stata una bella giornata di sport e si è divertita. Io però personalmente devo fare veramente complimenti ai miei ragazzi, perché oggi sotto l'aspetto della prestazione, sotto l'aspetto dell'attenzione, dell'atteggiamento, ma soprattutto del gioco, perché il secondo gol è arrivato da una bellissima giocata, su una sola posizione, una palla messa in mezzo, siamo arrivati a detto per tutto il portiere, abbiamo messo la palla dentro e quindi sono veramente contento e soddisfatto della prestazione e naturalmente dei risultati. Nino è arrivato quest'anno con grandissima voglia di giocare, ha lavorato bene, si è fatto male, ma noi conosciamo bene, io conosco bene il lavoro, il valore di Nino e naturalmente lo stiamo aspettando, l'abbiamo aspettato, ancora non c'è 90 minuti nelle gambe, però oggi è entrato, portò 20 minuti, era questo che lui aveva e si è fatto trovare subito pronto. Dobbiamo sempre crescere e migliorare e non dimentichiamo che veniamo da, lo dico, mi prendo tutte le mie responsabilità, veniamo da una pessima prestazione a Partinico, soprattutto il secondo tempo, e quindi questo non deve succedere. Oggi i miei ragazzi hanno avuto subito pronti una grandissima risposta, una grandissima prestazione. Noi vogliamo solo giocarcela alla pari con tutti e mi auguro che il prima possibile possa avere a disposizione l'intero organico e quindi niente, noi ci vogliamo divertire e vogliamo divertire anche le persone che vengono a vedere la nostra partita. Castro, devo essere sincero, è stata una bellissima scoperta, ci siamo fidati di qualche osservatore e naturalmente non è stato facile perché il ragazzo viene dal Brasile, l'abbiamo aspettato perché purtroppo ci sono dovuti tempi burocratici per tesserarlo, però è stata una bella scoperta perché il ragazzo è umile, si vuole mettere a disposizione, ha fame e quindi ha voglia di giocare e adesso ci auguriamo tutti quanti che ci possa dare una grossa mano. È tutto merito della squadra, della società, perché comunque ho passato 2 mesetti un po' difficili, mi sono fatto male in preparazione. Oggi però forse è finito un periodo più brutto e speriamo sia iniziato uno molto più bello. Alcuni sì, erano miei ex compagni, ma quasi tutto il gruppo poi lo conoscevo già e quindi adesso lo stiamo formando, perché si sa che si forma in questo periodo il gruppo
Devo dire grazie a loro, al mister e alla società, perché secondo me ci toglieremo belle soddisfazioni. Credere in noi stessi e comunque, nonostante avevamo preso il gol a pochi minuti dal primo tempo, comunque stavamo facendo bene, quindi poi siamo entrati in campo e ce l'abbiamo messa tutta per il mister, per la squadra, per i tifosi e per la società. Pensiamo a salvarci, poi vediamo il resto. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo della sfida Palermo Futsal Club contro Giudecca. 1-0 il risultato, decide al momento la giocata di Gabriele Gennaro. Pochi tiri però, sia da una parte che dall'altra, che probabilmente non fanno felice Mister Gentile. L'abbiamo sentito in realtà vicino allo spogliatoio parlare con i suoi ragazzi. Non è contentissimo dell'atteggiamento, perché il risultato al momento è sì di vittoria, però non basta un 1-0 per restare tranquilli. Nel frattempo torna tra i pali Faia, poi vediamo Pisani, Catania, Gennaro e Chinnici. Dunque il quintetto iniziale, tranne che per l'assenza di La Fiora, perché gioca al momento Gennaro. Dunque si vede soltanto il fischio da parte del signor Guadagnano. Dall'altra parte invece vediamo Gammicchia come centrale, poi Stellato, Angileri e Iovino. Tra i pali invece sempre il solito Alessio Piacentiero. Nel frattempo continuano ad arrivare anche persone, tifosi di entrambe le formazioni, probabilmente tifosi del Palermo Futsal Club, vista la trasferta complicata per arrivare qui da parte degli ospiti, vista la distanza. Inizia anche il secondo tempo, dunque con Gennaro che scarica immediatamente da Lorenzo Chinnici. Pisani, Chinnici 1-2 con Pisani, buona qui la giocata, la tiene in campo, poi Stellato fa un buon lavoro perché gli consente di controllarla ancora, e dunque angolo, corner per i rosanelli. C'è fuori l'aria a Gennaro. Pisani per Chinnici che calcia, aveva preparata bene ma non ha calciato nel migliore dei modi Chinnici. Poi Iovino cerca il passaggio su Angileri, non passa. Faia verso Gennaro, il dribbling, e questo è fallo di Gammicchia. Poi Iovino lo aiuta ad alzarsi, bel gesto da parte dell'8, che nonostante non sia stato lui a commettere il fallo, è subito a sincerarsi delle condizioni del numero 22, che al momento, ricordiamo, sta decidendo questo match. Vedi con la 3 che succede, occhio qui. Con l'unico gol della partita. Catania per Chinnici, c'è la sovrapposizione dello stesso numero 20, viene servito adesso Catania, cerca con il destro, forse avrebbe dovuto mettere in mezzo col sinistro, però era un calcio d'angolo molto netto, effettivamente non capiamo nemmeno le proteste da parte del Giudecca. E dunque calcio d'angolo con Catania sul punto di battuta. Vediamo anche Gennaro vicino a lui, Pisani dentro l'area di rigore, Chinnici leggermente fuori, si cerca il inserimento in mezzo, poi il dribbling saltato Chinnici ma non completamente, poi va lunghissimo per Gennaro, palla fuori. Il dribbling tentato da parte di Gammicchia su Chinnici sembrava in un primo momento potesse andare, poi il 10 con le lunghe leve ha fatto un grande lavoro. Gennaro ruba il pallone, c'è Catania vicino a lui, lo serve Catania, però c'è un fallo, ancora intervento irregolare per Guadagnato per Gennaro. Si chiedeva un cartellino giallo, effettivamente era una chiara azione da gol. Una a destra e una a sinistra. Tenta nel frattempo Mangiapanelli, che si riposiziona lì dietro. Un buon inizio anche per lui, forse un po' di errori dal punto di vista del posizionamento nei passaggi, perché tante volte non è arrivato ad agganciare il pallone, seppure fosse anche corretto quel tipo di passaggio dal punto di vista fisico, forse non perfetto la sua partita, però nel frattempo Angileri protesta con il direttore di gara, il signor Guadagnano, dicevamo. Sarà quindi calcio di punizione con Catania sul punto di battuta, ma attenzione ad Antonio Pisani, perché messo in posizione che potrebbe anche calciare, vediamo.
Catania, schema, Chinnici, Gennaro, poi Piacentino blocca, buono lo schema riuscito, ma non alla perfezione. Poi Iovino si allunga il pallone e quasi si scontra con Chinnici, palla però in rimessa laterale, ritmi ancora una volta molto bassi. Sicuramente una partita interessante dal punto di vista dell'equilibrio, però forse non molto per i ritmi. Chinnici, finta, sempre palla incollata sul mancino di Lorenzo Chinnici che vuole il dribbling e rischia tanto, ma perde anche il pallone. Angileri. Poi scontro con Pisani che guadagna anche il possesso palla. Chinnici, Pisani. Poi sbaglia il passaggio, Iovino intercetta, Pisani ancora mette una pezza, Gennaro vuole il dribbling, palla incollata sulla suola, poi cerca Catania il dribbling, Catania ancora sul secondo palo, poi mangia Panelli scivolata, ma soprattutto Piacentino blocca e riparte il Giudecca. Iovino, Catania, buon contrasto, Gennaro in mezzo a due, fa la lotta alla meglio, Gennaro mette in mezzo per Catania, palla che rimane lì, calcio d'angolo ancora una volta, che rischio per il Giudecca. Poi non è calcio d'angolo, si continua, rimangono tutti davanti, Iovino mette in mezzo per Angileri, che non l'ha seguito, però sembrava un calcio d'angolo piuttosto netto qui. Chinnici, la pressione di Angileri, da capitano guida lui la pressione, Catania. Per Gennaro, lotta bene alla meglio, Gennaro! E poi il palo che rimane lì! Ed Antonio Pisani torna al gol in maglia rosanero, l'esultanza con i compagni è tornato Antonio The Dream Pisani, 2-0. Sempre un lavoro incredibile quello di Gabriele Gennaro, perché ancora una volta con il fisico si è messo davanti, non l'ha potuto fermare nessuno. Pisani ha fatto uno dei gol probabilmente più facili della sua carriera, è arrivato in tap-in dopo il palo di Gennaro ed è 2-0, forse nel momento più complicato della partita, perché i rosanero sono entrati in campo sicuramente con una mentalità diversa rispetto al secondo tempo, pochi rischi, tanti attacchi, però il gol non arrivava. Gennaro ancora, poi Catania la tocca forse senza volerlo, Francesco Catania, 3-0 sull'invito perfetto di Gennaro, adesso dilagano i rosanero. Dopo tanta fatica nel primo tempo dilagano i rosanero, 3-0. In un minuto sono arrivati 2 gol, Catania e Pisani. Poi Chinnici, buono all'intercetto, adesso è un po' in confusione il Giudecca, Gennaro calcia, Piacentino, poi Catania e la palla rimane lì perché c'era sia Mangiapanelli ma anche Piacentino, poi Chinnici va in anticipo però commette fallo, punizione. Ma è rimasto giù sellato, scontro con Chinnici, sembra avere preso una brutta botta, probabilmente si è girato forse la caviglia o il ginocchio, vediamo. No, adesso si è rialzato un po' dolorante leggermente, quindi claudicante, però tutto ok. Dentro Cammicchia, che come abbiamo, anzi no, dentro in realtà Margagliotti con Cammicchia che era già in campo effettivamente. Cammicchia, nel frattempo non si riscalda nessuno dei rosanero. Poi palla sul secondo palo, sbagliata, Catania, attacco elegantissimo, Chinnici. Poi le dribbling su Angileri, lo sceglie nel duello della velocità. Catania poi cambia tutto per Pisani, gioca benissimo il Palermo Futsal Club, 1-2 con Gennaro, non funziona. Angileri, c'è Margagliotti, il gancio non è dei migliori, poi mette tutti d'accordo perché serve Cammicchia. Iovino cerca il passaggio, Angileri la tocca, poi Chinnici con il mancino è perfetto nel suo lavoro, poi si complica tanto la vita, ma è una giocata che tanto conosciamo e infatti mette Gennaro in posizione e anche nella possibilità di poter salire. Gennaro si punta, sterzata, Chinnici.
dribbling da ultimo, il taglio di Gennaro va infatti proprio lì, poi Cammicchia chiude brillantemente, si riparte dunque con Iovino. Angileri guarda per un attimo la porta, forse ci pensa, poi Gennaro da dietro commette fallo. Calcio di punizione, fallo un po' ingenuo da parte di Gennaro, che poteva sicuramente evitarselo. È vero che era una buona posizione, però intervento da dietro. È scritto anche il cartellino in realtà. Vai la barriera. No. Guarda, vedi. Va Margagliotti sul punto di battute, si allontana Cammicchia, non c'è nessun uomo invece in fase di copertura, solo Piacentino chiaramente, ma è il portiere. E dunque Margagliotti sta guardando la porta, l'abbiamo visto calciare tante volte di punta nel riscaldamento, vediamo se lo fa anche adesso. Conta i passi, va Margagliotti di punta, infatti l'avevamo detto. Non c'è stata deviazione, rimessa dal fondo. Pisani riceve il pallone da Faia, poi guarda i compagni, serve Chinnici. Catania, uno dei migliori veramente in questa stagione. Per lui un gol quest'oggi, nella scorsa un gol e un assist. Inizio da urlo, Chinnici in mezzo a due, rischia tanto. Poi Pisani con la punta, Chinnici di prima, esce bene dalla pressione. Se non anche il pallone Pisani, sbaglia all'ultimo tocco. Vediamo di chi è. È rimasto giù in realtà. Scontro con Pisani. Era Margagliotti. Purtroppo non riusciamo ad inquadrarlo, ma è rimessa laterale, quindi con Margagliotti che si è rialzato. Margagliotti, Cammicchia, Iovino si ferma con la sterzata, buono il passaggio verso Cammicchia che prova a rientrare, Pisani non rischia tanto perché lo spinge, Cammicchia ancora, il palo e poi Faia ed è gol del Giudecca con Faia che si lamenta tantissimo. Ci sono tanti dubbi in realtà qui, poi bisogna riguardare le immagini ed è 3-1 per il gol del Giudecca, dunque con Cammicchia che fa rientrare in gara il Giudecca al minuto 40 di gioco. Ci sono tanti dubbi, però bisogna riguardare le immagini perché in live sembrava di no, però la palla potrebbe anche essere benissimo entrata. Noi ci fidiamo chiaramente da parte ci fidiamo sicuramente del signor Guadagnano e il gol dunque è valido. Gennaro lotta ancora con Cammicchia alla meglio, come ormai visto più volte in partita, questa volta però un brutto fallo. Ma che cazzo fa? Qua Cammicchia ha rischiato veramente tanto. Si chiede un cartellino rosso, forse potrebbe essere già ammonito, però brutto fallo su Gennaro. È già uno scontro che abbiamo visto in più occasioni, quello tra Cammicchia e Gennaro, con il 22 ad avere la meglio in più delle volte in dribbling. Nel calcio di punizione c'è un po' di confusione lì con Pisani e Chinnici, oltre Catania cercare di fare rispettare tutte le regole. Gennaro è ancora a terra, un po' dolorante infatti alla caviglia. Vediamo se ci sarà qualche cambio con la Fiura ma anche Alario che potrebbero subentrare. Nel frattempo si è levato la pettorina anche Vivarelli che potrebbe fare dunque il suo ingresso. Poi qualche scaramuccia con Chinnici un po' a cercare di mettere la buona. Al minuto 42 il gioco è fermo ormai da più di un minuto. Non ti preoccupare, allora sei tranquillo. Sei fuori, no, vieni qua. Poi Lorenzo Lopez è entrato in campo, infatti sentivamo effettivamente Dico, se tu stai scendendo, ti preoccupare che facciamo tu. c'era Lopez in campo, però è fuori in realtà.
c'è bisogno di metterla su così. Punizione con Pisani, uno schema per Gennaro che calcia anche molto male. Catania salva il tiro, però in realtà poteva fare ben poco da lì. Angileri, adesso Margagliotti, sbaglia il passaggio, fuori Catania, dentro Vivarelli che va subito sul lato di destra indicando a Pisani di giocare dall'altra parte. Insomma, la personalità non manca a Vivarelli che appena entrato fa subito capire le sue posizioni. Chinnici, finta, poi con il destro si appoggia da Gennaro contro Gammicchia, questa volta non affonda il tackle, poi alza anche il pallone, brutta palla. Passo, Pisa, non c'è bisogno di salire. Iovino, sovrapposizione di Gammicchia, sfida Chinnici, riesce anche a passare forse con un piccolo rimpallo, poi lo stesso 10 alla meglio, ancorando il pallone, dunque rimessa tale per il Giudecca. 1-2 per Iovino e Faia blocca, un gol subito dunque nella sua esperienza rosanero per Faia, però con tanti dubbi. Pisani si appoggia da Gennaro, mai 14 minuti consecutivi per Gennaro. Vivarelli fa un buon dribbling, cambia gioco. Gennaro, Chinnici, Pisani, gioco di suola, poi il passaggio non arriva a destinazione perché Gammicchia fa un buon lavoro, sicuramente il migliore al momento dei suoi. Pisani, Chinnici, Pisani, va a 1000 Gammicchia, Chinnici alza la palla, Gennaro di testa per Pisani che non arriva a calciare. Iovino con Vivarelli, palla fuori. Chinnici, c'è largo Vivarelli, riceve il pallone, la carezza con il mancino, vuole le finte e qui si complica tanto la vita, poteva sicuramente scaricarla prima. Angileri fa salire i suoi, poi chiama i compagni, in particolar modo Margagliotti. Gennaro la tocca con il fianco, Angileri si gira bene su Chinnici, ne usa lo spazio, lo vuole saltare ma Chinnici sempre impermeabile. Poi si prepara il cambio con il mister Gentile che vuole gettare nella mischia ancora una volta Nicchia, questa volta per Pisani. Iovino, Margagliotti, ancora Iovino, pressione di Gennaro e Vivarelli, sono in ben due in avanti, poi alza il pallone Margagliotti con Chinnici che fa sportellate con Angileri, anche la meglio, e dunque rimessa per Faia. Dentro in calcaterra nel frattempo, lì davanti al posto di Angileri. Vivarelli. Dentro Nicchia, quindi per Pisani. Chinnici per Vivarelli, finta, sceglie il compagno Nicchia, si allarga molto bene, poi cerca anche un passaggio, non funziona e si continua quindi con Iovino. Vivarelli come una scivolata, non lo tocca però per il vittore di gara. Vivarelli, cosa è punta? Nicchia. Adesso in campo due under, sia Nicchia che Vivarelli. Chinnici, Gennaro. Poi sbaglia il passaggio, anzi no, sbaglia l'aggancio chiaramente, non il passaggio. Margagliotti. Poi prova Vivarelli a non fare girare Gammicchia, fa un grande lavoro il set. Io non lo so. Vai, Duetto tra Mancini, Chinnici e Vivarelli. Avanza il 7, sterzata. Poi va benissimo qui in dribbling sul calcaterra, però sembrava essere anche abbastanza evidente il tocco irregolare, ma non per il signor Guadagnano, e dunque si continua. Gammicchia vuole puntare Nicchia che lo fronteggia e non si fa saltare, guadagnando anche la rimessa laterale, quindi applausi per lui. Dentro capitano Fiora, fuori Gennaro. Nicchia, anticipato la fila da Margagliotti, poi Vivarelli è entrato molto bene in partita. Nicchia comincia da dietro molto bene su Vivarelli, poi Chinnici. Pochi rischi per il rosanero.
però anche pochi attacchi. Chinnici, vediamo se la scarica su Faia, c'è dall'altra parte la Fiura, lui va lungo per Nicchia, è veloce, infatti lo sa, Nicchia va sul mancino, e questa è una buona giocata di Alessandro Nicchia, con la risposta di Piacentino, calcio d'angolo. Luca, provaci tu, Luca! Forse sta per entrare Stellato, perché si è levato la pettorina, vediamo al posto chi, forse per Iovino, posso un po' ipotizzare per il ruolo. Andrà la Fiura, uno schema per Nicchia, si trova il pallone lì con la punta, calcia, deviazione, calcio d'angolo. Cambialo! Prova la 3! Bloccalo! Vivarelli sul punto di battuta, c'è Chinnici che si libera, va col mancino e poi la deviazione di Nicchia, quasi l'ottica del gol, ci ha ingannato in questo caso. Si rimane dunque sul 3-1, minuto 49 di gioco, mancano 11. Margagliotti, Stellato, entrato non per Iovino ma per Gammicchia, incalcaterra, si gira, calcia con il destro, la Fiora chiude, poi Vivarelli di prima per Nicchia, fa scorrere il pallone Nicchia ancora, poi si ferma, sterzata, è ormai un 4 contro 3, Vivarelli si appoggia da Chinnici, c'è largo anche la Fiura, per lui 0 gol oggi, ma buona gara di sostanza. La Fiura, c'è il taglio di Nicchia, ma serve Chinnici perché l'uomo non lo stava più seguendo. Chinnici, le finte non funziona, invece sì, perché sembrava forse attaccata al braccio, ma non è per il direttore di gara, con Iovino che dice anche qualcosa. Mancano 10 minuti. Calcio di punizione quindi con Chinnici vicino a lui, vediamo la Fiura. Oggi tante assenze per il rosanero, come Fiorentino, Sujon, ancora devono esordire però, così come Diego Alario, così come Nazareno Franco, Cirafici, San Martino, insomma tante le assenze. La Fiura. Manca anche Alessio Leto, poi intanto Vito, la Fiora calcia con il destro di punta, Piacentino rimane in piedi fino all'ultimo e nega il gol. Stellato, poi Chinnici in anticipo, Stellato con Nicchia, fa buon lavoro qui di copertura e 22. Margagliotti per Iovino, sempre Margagliotti, ancora una volta il 13 che aggancia con il destro e poi cerca anche di imbucare dalle parti di Incalcaterra, che sta avendo un po' di fatica a prendere posizione lì davanti, ma Chinnici non è un cliente facile. Stellato, palla per Incalcaterra che di prima di punta cerca una sponda fortunata, non lo è però, e dunque Faia restituisce il pallone a Nicchia verso Chinnici. Poi Vivarelli, il taglio di Nicchia, buono l'aggancio, Nicchia e Piacentino riesce a respingere benissimo, per sempre Nicchia, Incalcaterra chiude. Buonissima palla di Vivarelli che ha fatto anche un assist sensazionale, buon ingresso però di Vivarelli in questo caso. Rimessa laterale con la Fiura, va incontro Vivarelli di prima, sempre Capitan la Fiura, mezza a 2, difende il pallone magistralmente, tacco di Chinnici, la Fiura, Nicchia, spalla alla porta, si gira perché scarica su Vivarelli, adesso Chinnici per Nicchia, lo mette un po' in difficoltà ma si gira benissimo Nicchia, tanta personalità di Nicchia. Tacco, Vivarelli centrale, era una buona idea quella per la Fiura, non ha passato però bene il pallone in questo caso. Stellato dopo il pallone di Margagliotti, c'è largo Iovino che infatti diceva adesso. Margagliotti, poi palla lunga, la Fiura mette giù il pallone e poi con un po' di difficoltà Incalcaterra concede il possesso Chinnici, sarà quindi rimessa laterale, vediamo. Sì, rimessa laterale. Luca il centro. Margagliotti per Stellato che prova la conclusione, poi c'è uno scontro tra Iovino e la Fiura. Poi Nicchia
con l'ultimo tocco che sembrava del 13, effettivamente avuto anche dal signore Guadagnano. Ma che cazzo? Giochiamo Winde! Vai Samu! Vivarelli, passo doble, nicchia. Vediamo se c'è spazio ancora per qualche cambio. Vivarelli, diciamo, ricordiamo che gli unici due non essere entrati ancora in campo sono Calì, che è un portiere, e poi Danilo Alario. La Fiura. Vivarelli prova ad addormentare la gara, ma giù Vivarelli, calcio di punizione. Ed è anche il quinto fallo, vediamo se c'è spazio per poter trovare un tiro libero. Vediamo, calcio di punizione. Mancano 6 minuti, qualcosa forse da recuperare, vediamo. Non c'è stato al momento un time out, quindi in teoria solo 6 minuti, poi forse qualche istante, magari un minuto per i gol realizzati. In calcaterra con Chinnici, questa volta fallo netto da parte di Chinnici, chiede scusa. Adesso time out, dunque l'abbiamo anche un po' chiamato, ci ha voluto smentire il tecnico del Giudecca, che cioè, infatti noi dicevamo non c'è stato nessun time out al momento, e invece lui quasi per volerci smentire lo chiama, e dunque risultato di 3-1, mancano 5 minuti, ma ricordiamo che ci sarà anche almeno un minuto di recupero per il time out. Intanto mister Gentile colloca con i suoi ragazzi e chiama a sé Pisani perché dovrebbe entrare lui, vediamo al posto di chi. Entra anche Catania, forse al posto di Nicchia e di Vivarelli, possiamo un po' ipotizzare per il ruolo probabilmente. Mister Gentile chiama anche la pressione a uomo. Se sono troppo lontano non ci vado a pesare. Mi interessa che non farmi saltare, la cosa più importante non è rubare la palla, è non farmi saltare, ok? Sono entrati in campo nel frattempo gli ospiti, questi ultimi 5 di gioco, una rimessa laterale per il Giudecca. Dunque dentro Catania e Pisani, fuori Vivarelli e Nicchia. Un buonissimo secondo tempo, anzi no, non è rimessa laterale, chiaramente calcio di punizione per il fallo di Chinnici. Parte Margagliotti con il destro, l'abbiamo visto calciare già con la punta. Va Margagliotti, uno schema in mezzo per Chinnici che mette una pezza agganciando con il destro, poi la Fiura. Scappa Catania, infatti non viene servito, poi l'anticipo di la Fiura, Catania prova un aggancio che non gli riesce, Stellato, pressione alta adesso di Rosanelli in calcaterra, mette giù un pallone non facilissimo, Margagliotti, Stellato, esce la Fiura in pressione ma si ritorna ancora dall'11, cambia lato passando da Gamicchia che cerca un passaggio in mezzo, ha un po' flirtato con il gol che il Giudecca ma non ci è arrivato, e dunque si rimane sul risultato di 3-1. Pisani per la Fiura, duettane due, palla ancora di torno per l'ex Vecco che alza il pallone benissimo sulla Fiura che l'aggancia, la mette giù e poi serve ancora Pisani che guarda la porta, potrebbe calciare, vediamo, ci pensa un attimo, apparecchia per la Fiura che scivola anche. È una buona idea quella di Pisani, che non è un giocatore soltanto capace di segnare ma anche di dare ottimi palloni ai compagni. Chinnici vuole il dribbling su un calcaterra, non gli riesce, Stellato poi allontana con Catania e Faia che blocca. Sali, guardaci! Pisani, il taglio di Catania era un'idea sicuramente corretta ma forse non fatta in maniera ottimale. Stellato, palla sporcata verso in calcaterra, scambia con Gamicchia, vedete da palla di ritorno, tornatito da Margagliotti, adesso cerca il passaggio sul compagno, poi la Fiora è stato molto bravo a intercettare, non ha avuto però lo sprint per poi attaccare la porta, con Chinnici che chiama la pressione alta. Non ti è passato troppo, Pisa, questa la palla è tua. Ecco, al centro. Chinnici, Pisani, la Fiora.
Poi Chinnici, sempre per il capitano rosanero, nessun ruggito quest'oggi, ma una gara con tanta personalità e grinta. Poi Catania voleva un calcio di punizione e qui forse poteva anche starci, perché ricordiamo al prossimo sarà tiro libero. Palla sulla Fiura, c'è l'inserimento di Catania, vediamo se lo serve. La Fiura vuole calciare verso la porta, era anche probabilmente l'ultima occasione della partita, perché c'è forse un ingresso alla panchina. Nel frattempo commette fallo la Fiura, dentro Gennaro. Dentro Gennaro, fuori la Fiura. Iovino, Pisani, sempre molto elegante il numero 8, vuole saltare tutti, Pisani calcia verso la porta e poi Piacentino blocca dopo la prima sporcatura di Stellato. Minuto 59 di gioco, manca un minuto, poi qualcosina da recuperare, vediamo quanto darà il signor Guadagnano. Buon lavoro Gamicchia, vediamo se prova anche a calciare, non lo fa, non ha lo spazio. Si appoggia da Stellato, palla centrale per Iovino, ancora Stellato in mezzo a due, vuole passare, non riesce. Poi Gennaro si autolancia, c'è Chinnici, poi si scivola Gennaro, si continua Chinnici per Gennaro che non la tiene in campo, ci ha provato fino all'ultimo, poi un buon dribbling, anche occhiataccia tra i 22, tra i numeri 22. Occhio Gennaro! Iovino rischia tanto Gennaro con il fallo. Stellato per Iovino, prova a cambiare gioco ma non riesce. Pisani intercetta l'ennesimo palo della sua partita, poi Chinnici alza proprio per Pisani. Piacentino bravo qui nell'uscita, una grande partita di Alessio Piacentino, ha chiuso in più circostanze con ottimi interventi. Intanto Catania non vuole calciare, torna dietro da Gennaro, stesso minuto 60. Chinnici per Gennaro, vuole la velocità con Iovino, poi col fisico li abbatte tutti. Intervento irregolare ed è quinto fallo per il rosanero e dunque dal prossimo sarà tiro libero da entrambe le parti. Forse c'è il momento per il quinto, perché vediamo effettivamente Angeleri con una casacca, dentro intanto Iovino con la 13. Gammicchia, Catania, Iovino, palla centrale per il compagno che vuole girarsi. Catania ancora una volta mette l'ennesima pezza della sua partita, ma va bene così perché vince il Palermo Futsal Club, vince con il risultato di 3-1 contro un ottimo Giudecca e continua la sua marcia con 6 punti in campionato. Una partita ottima da parte di rosanero, forse non brillantissimi in realtà dal punto di vista offensivo, tante le proposte d'attacco ma pochi poi alla fine i tiri. Però quello che importa a mister Gentile è sicuramente l'esito del match, che ha sorriso dunque alla squadra che ha ottenuto la vittoria con il risultato di 3-1 contro il Giudecca. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio, alla prossima.